Ritorno dei 16esimi di finale della Coppa Italia, promozione Sicilia. Il Lascari Cefalù e il Nicosia si contendono un posto tra le prime 16 della competizione. Si gioca allo stadio Ilardo di Lascari con entrambe le formazioni reduci dai rispettivi impegni in campionato. Iniziamo con Buonasera amici di Sport Sisi, bentornati con noi. Questo sabato di calcio, targato appunto Sport Sisi, si affronteranno Panormus vis Accademia Bagheria. Under 14 regionale. Adesso aspettiamo le squadre che si schierano in campo per questa partita delle 17. Grintosa e con tanta voglia di vincere entrambe le squadre, sarà una partita divertente qui al Panormus Stadium. Si caricano i ragazzi alla Panormus, giocano dentro casa, tanta voglia di vincere, tanta voglia di fare gruppo. Me ne vado, arrivederci. Ciao, grazie. Si aspetta soltanto il fischio del direttore di gara. Rito prepartita per caricarsi le prime due squadre. Siamo pronti e si parte. Inizia così il primo tempo di questa Under 14 regionale. C'è rimessa per la Panormus. La bozza in mezzo. Alza il campanile per la punta. Per Bova che prova a girarsi. Chiude bene di testa il difensore. Altro colpo di testa. Palla che esce fuori. Rimessa laterale per la Panormus.
battere Porcelli. Poi alto, si trasforma forse in un tiro pericolosissimo. Sarà rimessa al fondo per l'Accademia Bagheria. Sale Samuele! Maniscalco! Messa al fondo battuta. Adesso si riparte dietro. Spazza via il portiere, costretto a giocarla lunga. Attacca di testa in avanti per il numero 10. Mette bene giù. Adesso gioca accanto, palla lungo linea. Compagni che non si fanno trovare pronti per questa prima invenzione di Aloi. Ottima unità del passaggio filtrante lì. Spazza via il portiere. Miracoli lascia rimbalzare a terra, poi chiude di testa Maglifiore. Ed battuta sull'anticipo, prova ad andare Cottone. La palla rimane ancora lì, si crea un po' di confusione e la palla non si riesce ad uscire col pallone. Gioca al compagno, poi in mezzo al campo, ottima la palla in mezzo, non passa. Anticipa bene Porcelli. Attenzione all'Accademia Bagheria che può partire in contropiede. Palla lungolina per il numero 11, arriva a chiudere Maglifiore, mette bene il piede, non tocca l'avversario, sarà rimessa a terra per l'Accademia Bagheria. Testa in mezzo, spazza via ancora una volta Maglifiore. Poi prova a tenerla in campo qui Caruso, non ci riesce, quindi sarà rimessa a terra ancora per l'Accademia Bagheria. Allunga, si spizza, ancora di testa, gioca vicino e riparte da dietro. Mette bene in mezzo questo pallone, palla che va troppo sul portiere, la fa sua. Gioca Miki! A destra c'è contatto, concezione per la Panormus. Posizione Andrea! Lasciala Gabriele, voglio dire, Andrea, non è Andrea. Gabriele! Taglia subito, taglia! Buona la finta, gioca poi verso Porcelli, qui Cimino, passaggio troppo forte, così incontrollabile per il compagno. Batte l'Accademia Bagheria, prova ad andarsi in mezzo a due, riesce a passare con un tunnel. Calcio di punizione procurato da Loi, che già batte. Lunga per Caruso, che aveva sicuramente un po' di spazio, l'arbitro lascia battere perché c'è un giocatore dell'Accademia Bagheria a terra. Gioca accanto a Maglifiore, stai, palla lungolinea, imbucare verso il centro, prova a girarsi d'esterno per Bova, la palla che si allarga ma riesce forse ad arrivare a prendere questo pallone, finta di rientrare sul sinistro, palla in mezzo, trova bene il corridoio, capisce tutto l'avversario, butta fuori rimessa laterale e poi non in avanti, battuta forte in mezzo di testa, si chiama il piede verso la porta allontana, Cottone colpisce male il pallone. Si ripartirà per l'Accademia Bagheria con la rimessa laterale. Anche loro sono bambini. Anche loro sono bambini. Lunga, botta spizza di testa. La Bagheria che sale sul pressing. Esce bene Verderosa, la fa sua, mette composizione in campo, spazza via lungo. La palla verso Caruso. Cade nei piedi di Porcelli. Spazza via. Troppo forte, rimessa laterale per la Panormus. Giocatori che scendono in campo con il rossetto nella guancia. Una giornata particolare, un gesto anche particolare. Poi palla lunga, gira a sinistra verso Cottone, prova di fisico a passare, riesce a passare Cottone, rientra poi con un tunnel, la palla rimane ancora lì ed è ancora in possesso Cottone, adesso di spalle, si allarga sulla sinistra del campo, mette in mezzo
tocca per ultimo in maglia rossa, quindi sarà rimessa a 3 per la Panormus, importante da lì. Gioca vicino, spizza Caruso, rimessa laterale per la Panormus, battuta lungo linea, palla in mezzo, attenzione, ci esce un rimpallo a favore per la Panormus, prova a rientrare, Aloy si gira, riparte da dietro, poi il destro, fortissimo, e arriva un gran gol qui di Cimino, ottimo l'assist di Aloy che vede il compagno subito per l'appoggio, e poi da lì non deve fare altro che metterla dentro. Cimino, primo gol della partita, Panormus passa in vantaggio 1-0 con un gol fantastico sotto il 7 di Cimino. Prima occasione da gol concretizzata qui della Panormus, non hanno perso tempo. Fa il primo gol, arriva subito al 7° minuto di gioco. Adesso Caruso, ultimo tocco della maglia rossa rimessa per la Panormus. Guardate il pallone, guarda sempre il basso. La porceria alla battuta, lungo linea, la mette giù, gioca al centrocampo, non trova nessuno, vuole andare a provare via il numero 11 della Panormus, c'è la trattativa di maglia, l'arbitro lascia giocare, prova a infilarsi, poi tenta il passaggio dentro, copre con il corpo Testai aspettando a verde rosa di prendere questo pallone con le mani, l'arbitro fischia, traccia le scarpe, il giocatore della Accademia Bagheria, riparte il gioco, sbaglia qui il passaggio Maglifiore, però recupera, prova a uscire anche, la tocca anche lui per ultimo, altri rimessa per l'Accademia Bagheria. Messa battuta in mezzo, Cimino di testa spazza via, palla che rimane lì, ecco qui Bova, controlla il pallone, prova ad andare via Bova, piccolino ma si sa far rispettare questo ragazzo numero 10, sicuramente uno dei più pericolosi. Il calcio a volte essere più piccoli può portare grandi vantaggi sotto certi spunti fisici e statistiche. Cimino di testa su tutti i palloni, eccolo qui Bova che controlla bene il pallone, poi prova a passare, l'arbitro fischia, infatti arriva qui Bova, sta andando via in velocità, tutto con l'agilità, calcio punizione per la Panormus. Pegottone, palla lunga verso Caruso, fermato, passa ancora Panormus, la chiama lungolinea, Porcelli, si scontenta lì il compagno, viene anticipato rimessa tra le guidi per la Panormus. Porcelli alla battuta. Otto, liberati! Per lungolinea, battuta, spizzone di testa, c'è Bova lì, attenzione la palla ricade sui piedi di Porcelli, sbaglia qui l'appoggio, riprende il possesso, tutto regolare dice l'arbitro, giocano bene in mezzo al campo, poi palla lungolinea per Caruso che prova ad accentrarsi, viene fermato, palla buttata via, rimessa a terra ancora per la Panormus che è offensiva, questi 10 minuti sta pressando, soprattutto la maggior parte delle volte sulla metà campo avversaria. Cimino di tacco anticipato, attenzione al contropiede, rischia qui il portiere a spazzare questo pallone, poi rientra dal fuorigioco, ma l'arbitro lascia giocare perché l'ultimo toccone è suo, va via Caruso, può metterla in mezzo, ancora Caruso in progressione, la mette in mezzo, alza questo pallone, c'era Bova, il portiere esce, capisce tutto, anticipa il numero 10 della Panormus, passò il pallone e blocca, quindi è successo ancora sull'1-0, può giocare dentro il campo, è ottima la palla anche alla chiusura del numero 4 dell'Accademia Bagheria, ma c'è ancora Cimino che vuole provare a tirare, tira con il destro, colpisce con il pallone, palla che esce alla destra del portiere, si è rimesso al fondo per l'Accademia Bagheria, sta sicuramente soffrendo il pressing e gli attacchi della Panormus sono ben compatti, si trovano bene tra di loro.
Gioca vicino ma rischia qui il portiere, palla che scorre, infatti subito il pressing lì di Cottone, rimessa laterale già battuta. Spazza via il numero 4, ancora rimessa laterale per la Panormus che batte subito, va a prendersi questo pallone per Cottone che prova a metterla in mezzo con un sombrero. Attenzione perché il portiere gli schizza la palla via dalle mani, non c'è nulla, spazza adesso via. Allora non riesce a controllare questo pallone, esce lì Maglifiora a chiudere bene, tutto regolare dice l'arbitro. C'è a terra nel frattempo un ragazzo in maglia rosso, scusate, palla per Bova, anticipato, di testa appoggia per Aloi, prova ad andare via Aloi, si allarga sulla destra, palla poi lungolinea verso Caruso, viene chiuso nel possesso del Accademia Bagheria, che gioca vicino ma arriva al pressing, forse un pochettino troppo aggressivo qui il numero 8 Cottone, e fa fallo per il direttore di gara e quindi calcio di punizione per l'Accademia Bagheria. Prova a battere lungo. Paolo, se non è pronto là non gliela dà. Batte in mezzo questo pallone, anticipa, attenzione perché può rischiare qui la Panormus, ma riesce a uscire bene col pallone, poi palla lungolinea, ci crede bene Porcelli, può andare via Porcelli, c'è a capo Porcelli, va ancora avanti col pallone, fino al fondo linea, mette in mezzo per Bova! Ed eccolo qui, il gol del numero 10 della Panormus, Bova appena elogiato da me, si è fatto trovare pronto su questo pallone, piccola disattenzione qui dell'Accademia Bagheria, che ha lasciato passare Porcelli pensando che la palla uscisse, ma poi arriva come un treno, si allunga la palla fino a fondo campo, poi rientra, mette in mezzo questo pallone e sforna un assist perfetto per Bova, quindi 2-0 al 13° minuto di gioco. Si riparte a verde e rosa, Maglifiore. Messa tra le Panormus. Battuta lunga per Bova. Prova ad andare via con il fisico. Ci riesce. Sarà quindi rimessa laterale per la Panormus. Alla battuta Minacori, palla per Bova che mette di mezzo questo pallone, si fa trovare pronto, anche l'assist di Bova per Caruso che mette questa pallone con un no look, intuito qui di Bova, e anche bravo lì Caruso a farsi trovare pronto, e quindi 3-0 Panormus che sta concedendo davvero pochissimo all'Accademia Bagheria. Gol assist per il numero 10. Se riesce a scappare via da Porcelli, ma ancora lungo. Porcelli protegge con il corpo, fa vedere la sua possenza e gioca accanto per Caruso che adesso esce palla al piede. Attenzione perché arriva il destro, debole, la fa sua verde rosa e gioca vicino per Aloi, per Testai. Giocano bene, lì la Panormus, Bova, poi prova ad andare via, ci riesce, buona il passaggio di prima intenzione per Caruso, che arriva su questo pallone, si coordina per metterla in mezzo, stop il pallone, vuole rientrare, riesce a scappare via, si allarga, poi gioca vicino al numero 10, l'arbitro non fischia, c'è ancora Bova in possesso del pallone, finta, poi scivola sul pallone ma lo tiene ancora lui, arriva Porcelli a dargli una mano, riesce a girarsi bene Porcelli, poi riesce a spazzare via, l'arbitro non fischia e Porcelli per recuperare il pallone. Adesso l'arbitro interrompe il gioco per calcio di punizione su quella maglia rossa, sì, infatti sarà calcio di punizione per l'Accademia Bagheria.
Batte lunga. Cimino. Esterno prova a passarla via. Attenzione che rischia qui il passaggio. Sono inteso questo pallone. Esce dal Caruso. Esterno per Bova, che era partito. È andato incontro al pallone. Sui piedi del centrocampista! Sui piedi! Porcelli alla rimessa laterale. Batte lunga verso Caruso che spizza di testa. Aloi. Palla sulla sinistra, non c'è nessuno. Giochiamo tra di noi! Cimino in mezzo al campo, riesce ad andare via poi con un tunnel, prova a passare. Cottone la vicino spazza via. Sarà quindi rimessa laterale per la Panormus. L'arbitro fischia, sbagliato indicazione poco fa, mi sarà rimessa laterale per Accademia Bagheria. Riesce però a chiudere, stai spazza via, trova Caruso e prova ad andare via in velocità. Caruso si allunga il pallone, ancora Caruso, entra dentro l'area, mette in mezzo questo pallone, c'è Bova, anticipato l'ultimo del difensore di maglia rossa. Bova, ottimo il corridoio per il compagno che tenta il destro, altro assist di Bova, questa volta per numero 11 Termini. Anche lui un grandissimo gol, si è inventato un passaggio qui Bova. Adesso è una partita tutta inserita per Accademia Bagheria, che è sotto di 4 gol per adesso al 18° minuto di gioco. Gioca bene la Panormus, si trovano molto facilmente i compagni. Un bel gioco di squadra, quello che stiamo vedendo fino ad ora. Questa è per l'Accademia Bagheria. Chiede più passaggi, però l'allenatore della Panormus, Giacomo Alessia, vuole provare a fare più calcio. Attenzione perché qui piccola distrazione. Vieni a giocare! Esce bene Verde Rosa, la fa sua. Diceva bene qui Minacori. Ancora posso Accademia Bagheria che trova un ottimo passaggio per il numero 18 che vuole provare ad andare via dentro la rigola. Chiuso da 2, c'è Porcelli, poi capisce tutta l'intenzione. Qui Aloi, adesso palla lunga per Caruso, ancora una volta in velocità. Caruso vuole provare ad andare via. Caruso c'è in mezzo a poco come sempre, vede arrivare il compagno a rimorchio, sbaglia qui lo stop però Cottone, e adesso al pressing va Termini, fa fallo un po' aggressivo questo pressing appunto. Il calcio di punizione per l'Accademia Bagheria. Palla lungo linea, battuta. Porcelli a chiudere, l'arbitro fischia, c'è un tocco con la mano. Gira tutta l'altra volta del campo, prova a controllare. Sì, perché adesso c'è l'attacco dalla parte dell'Accademia Bagheria. Sono sempre pronto, Maglifiore. Poi arrivano in campo
Cimino sbaglia il passaggio, tenta poi il destro, viene chiuso. Palla che cade adesso ai piedi di Caruso e non si aspetta l'avversario. C'è Porcelli su questo pallone che prova ad andare via in velocità. Porcelli lungo la fascia, si allunga via il pallone. Ancora Porcelli. Vuole provare a rientrare. Serie di finte di Porcelli. Appoggia a Caruso che mette di prima in mezzo questo pallone per Bova in rovesciata. Gli ha tolto un pallone incredibile il difensore che si stava inventando Bova. Ma poi che palla, soprattutto quella di Caruso messa in mezzo. Cimino riesce a passare bene in mezzo a due, poi palla lungolinea. Aiutati! E poi ancora Panormus. Termini. Cimino lascia scorrere per Aloi. Passaggio lungolinea per Bova. Ottima qui l'invenzione di Aloi. Una finta. Lascia stare gli avversari fermi. Poi trova il passaggio lungolinea per Bova. Solo che Bova non è arrivato in tempo su questo pallone. Poi viene chiuso, ma attenzione perché rischia qui la Panormus. Vuole provare il destro. Traversa. Arriva la traversa per l'Accademia Bagheria. Prima chiarissima occasione da gol. Divorato da Nicosia Alessandro. È partita che resta ferma su 4-0 per adesso. Ma su il calcio d'angolo di testa e arriva il gol dell'Accademia Bagheria. Attualmente il gol della bandiera. Bisogna i tifosi a caricare i suoi ragazzi. Si toccò a fare Roberto. 4-1. Non è sicuramente ancora finita perché dopo questo gol è qui che l'Accademia Bagheria che prenderà il coraggio e proverà a crederci. Magari anche in un pareggio. Gira Loi, gira tutto all'altro lato per Minacori che mette giù, rientra in mezzo al campo, allarga a sinistra trovando Bova, non c'è trovare la palla, rimane ancora in possesso della Panormus. Adesso rientra bene il numero 9 a campo, ottimo l'anticipo di Maglifiore, ma ancora possesso della Panormus, arriva anche l'anticipo qui di Aloi. Adesso parte il contropiede, Caruso, sovrapposizione di Termini, rientra in mezzo al campo Caruso, gira per Cottone, rientra, si accentra verso il campo Cottone, vuole provare a calciare, si allunga il pallone, ma perde il pallone Cottone, perde l'attimo e quindi contropiede Panormus, si fa trovare pronto lì Maglifiore che gioca avanti per Minacori, palla dentro per Bova, finta di corpo di Bova, riesce a passare, l'ultimo tocco è della maglia rossa e quindi sarà calcio d'angolo per la Panormus. Cottone andrà a battere questo calcio d'angolo. A livello fisico la Panormus è molto avvantaggiata rispetto ai ragazzi in maglia rossa. A livello di altezza mette questo pallone in mezzo per Cottone, di testa non ci arriva. Bene Testai, non ci crede su questo pallone, quindi rimessa tra l'Accademia Bagheria. 24 sul cronometro, gli sta accendendo adesso la partita. Adesso forse c'è un botta e risposta in più rispetto a prima. L'arbitro fischia, calcio di punizione per Bagheria. Chiamati i compagni nei calci d'angolo. Chiede più attenzione il mister della Panormus ai suoi. Scendi ancora che è lunga la palla. È lunga. Va bene, vai. E qua, vieni, si accosta. Botta e calcio di punizione La seconda. di prima Termini. Palla che torna nei suoi piedi. Termini. Arriva Porcelli in chiusura. Eccolo qui, adesso prova ad andare via Loi. In mezzo a tre d'esterno, trova un ottimo passaggio per Caruso. Trova bene il pallone Caruso. Palla che rimane lì. Caruso il sinistro. Pronto il portiere dice di no. Palla che rimane lì, copre con il corpo, rimessa laterale. Quasi calcio d'angolo per la Panormus. Già battuto. Si gira Cimino. Gioca dietro da Termini per Minacori. Si allarga sulla sinistra, rientra bene Minacori, poi prova a passare ancora, è passato, palla in mezzo, tenta lo stop, poi Bova in mezzo non riesce a passare, tenta il destro Aloi, fermato, fa calcio d'angolo Panormus, e dove il primo gol non si è fatto intimorire la Panormus, per vedere che non è calata di concentrazione, è subito lì pronta ad attaccare, calcio d'angolo. Batte forte, teso in mezzo, esce il portiere con i piedi. Palla ancora dentro l'aria. Spazza via il pallone.
in possesso, poi il destro di Porcelli, chiuso, attenzione, la palla rimane lì, poi ancora di rovesciata, Bova ci prova. Di testa, la può rimettere in mezzo Caruso, palla che sbatte sulla testa, poi arriva il destro! E arriva un altro gol della Panormus, allunga il risultato qui. Punto da Panormus che ne fa 5 per adesso nel primo tempo. È ottimo il gol di Cottone. Tutti bei gol per il momento. E c'è Bova che è ispirato oggi dalle rovesciate, quindi non mi sorprenderebbe il fatto se dovesse arrivare un gol in rovesciata di Bova. 26 sul cronometro, 5-1. Accademia che adesso deve fare tutto da capo per recuperare altri 4 gol per pareggiare il risultato e provare magari a portarsi anche loro un punto fuori casa, ma con una Panormus così sembra quasi impossibile. Si riparta e Accademia in possesso del pallone, da vicino, finita su Bova, gioca adesso con i passaggi l'Accademia Bagheria, arriva Porcelli a chiudere questo pallone, trova Cottone, lungolina per Bova, ottima la chiusura del capitano dell'Accademia Bagheria che rischia qualcosina, palla che rimane lì, forse troppo forte il pallone a colpire Bova, inciampa, cade giù, si fa male Cottone, forse per una piccola botta, nulla di particolare, l'arbitro ha fermato il gioco e si riparterà dal possesso dell'arbitro, rimessa dell'arbitro in questi casi. Spazza via il portiere, Scimino mette giù questo pallone, alza un campanile per il Compagnaloi che prova a mettere bene giù, trova bene Porcelli, gioca in mezzo al campo, c'è Bova di testa dove il passaggio con praticamente la nuca, ancora Bova, prova a mettere giù questo pallone in mezzo a due, non riesce poi a tenere il possesso del pallone, l'ultimo tocco è di Termini, i suoi compagni la tengono in campo rischiando anche il retropassaggio, ma arriva e scivolata bene Maglifiore a dire di no, e quindi rimessa laterale Accademia Panormus, perché loro non si demoralizzano dopo i 5 gol attualmente presi. Nel frattempo c'è a terra il numero 5 dell'Accademia Bagheria, Terra Coffaro, il protagonista del primo gol dell'Accademia Bagheria su calcio d'angolo. L'arbitro va a controllare, vedere se si è fatto qualcosa, non si è fatto nulla. Il numero 5 in maglia rossa. Riparte il gioco, quasi 5 minuti alla fine del primo tempo, palla lungolinea, chiude Termini, poi c'è Cimino che non riesce a prendere il tempo giusto, palla che esce fuori, rimessa laterale Panormus. Dai Andrea! Veloce, prima che arrivano, Porcelli! Porcelli, lungolinea, chiuso, spazza via Cimino, palla che si in mezzo al campo, va da Porcelli, l'ultimo tocco è suo, rimessa dall'Accademia. Già battuta l'arbitro fischia, vuole che il giocatore batta la posizione giusta, è andato troppo avanti col pallone. Attaccati, Lollo! Rimessa dall'Accademia Bagheria, gioca vicino, poi c'è questo pallone di testa, alza un campanile lungolinea, esce il portiere verde-rosa, la fa sua. Ramo, perché aspetti che arrivano tutti gli avversari? Perché? Gioca con Andrea che è solo e giochiamo. Chiede spiegazioni ai suoi il mister di queste palle sprecate. Maglifiore, centrale per Termini, Ancora in mezzo chi c'è? per Testai, C'è Lollo, tra le linee. lungolinea, cerca il passaggio per il numero 9 Caruso, rimessa per la Panormus, Porcelli alla battuta, gioca da solo dove c'è Termini, Maglifiore, lungolina per Bova, controlla il pallone, vede poi Aloi, Porcelli,
Lungolinea per Caruso, si fa anticipare, termini. Possibilità di campo per Minacori, che può andare lungolinea. Cottone non controlla bene il pallone, ma c'è Maglifiore a chiudere ancora una volta l'avanzata del Bagheria. Palla lungolinea dove c'è Bova, finta di corpo di Bova, non riesce a passare, marca anche i suoi, poi riesce a passare con un tunnel, l'arbitro non fischia, poi prova il destro Cottone, centrale, il portiere non fa nessuna fatica a prendere questo pallone, spazza via. Di prima gioca Aloi, lungolinea per Caruso, non fa scorrere il pallone, palla che gli sbatte prima, poi Porcelli, tunnel Danni. Attenzione perché qui la catena Bagheria può avanzare in contropiede, passaggio lungolinea, chiude bene Maglifiore, Porcelli per Aloi, gioca vicino di prima per Caruso, alza un campanile, può andare Caruso, controlla il pallone, finta di cross, arriva poi con il destro, giusto il passaggio a rimorchio per Aloi che colpisce male il pallone, un po' alto, prende lo specchio alla porta e quindi sarà rimesso al fondo Bagheria. Spazzalunga, Bova di tacco prova a controllare, poi la finta per andare via con il velo, chiude bene ancora qui Minacori che si procura una rimessa laterale, una penetrazione di testa, Bova, passaggio per Porcelli, non lo calibra bene, Catania Bagheria che spera un'altra occasione, qui Maglifiore riparte dal portiere verde rosa, Panormus che si ricompone, palla lunga per Minacori ma riesce a tenerla in campo, poi Maglifiore, ancora Minacori, giusto, palla lunga linea a cercare a Cottone, chiuso, rimessa laterale per la Panormus in posizione pericolosissima, chiuso, mette giù questo pallone Cottone, rientra bene, viene fermato, ancora il possesso Panormus, protegge con il corpo, Minacori che prova a dargli una mano, riescono a procurarsi una rimessa laterale e palla lunga battuta in mezzo di testa, poi Bova di prima, fermato, sfortunato qui Bova che fino adesso ha firmato 2 assist e un gol, Maglifiore di testa, riesce a passare ma poi arriva Caruso che chiude via, Aloi, Porcelli, Aloi, palla che passa, termini, Caruso in mezzo al campo, non trova nessuno, si gioca in mezzo al campo, palla lungolina per la catena Bagheria, chiude bene Testai ed esce anche bene in progressione verso Minacori, lungolina per Cottone che appoggia di prima a rimorchio, poi Bova controlla questo pallone, la palla gli si attacca troppo al piede ed è posto di nuovo la catena Bagheria che sbaglia il passaggio, quindi passa per Papanormus. Lo può fare, già è più di 15 minuti l'ho visto. Sto le queste minchia. Cosa ti ho detto, bravo. Palla battuta, palla che cade nei piedi di Aloi che sicuramente si stanno nel suo piede, però ha calciato bene, un po' debole perché non deve fare nessuno sforzo. Palla lunga, Maglifiore di testa, Cimino, ...35 sul cronometro, si aspetta il recupero del direttore di gara adesso. Può andare bene in mezzo a te, riesce a passare, trova il fondo campo, mette questo pallone in mezzo, chiuso, non c'è nessuno a rimorchio. E attenzione perché potrebbe esserci una possibilità di contropiede, ma spero che il pallone è qui. La recupera Cottone, si accentra ma viene chiuso. Accademia adesso in possesso del pallone, gira tutto ma la palla se la ritrova Porcelli tra i piedi. Per Caruso, di prima per Aloi che rientra con la sola verso il centro del campo, spazza via Porcelli, tenta il tiro d'esterno, traversa di Porcelli. Si era coordinato bene Porcelli, calcia anche bene il pallone,
spizzica la traversa, è rimessa dal fondo per il Bagheria, subito dopo al pressing, forse il pallone, controlla bene l'esterno, riesce proprio a passare, arriva Cimini in chiusura, dice di no, prende il pallone e l'arbitro lo lascia giocare, palla vicino, Cottone, entra bene in mezzo a tre, ancora Cottone, non trova poi nessuno, prende un calcio di punizione forse qui Cottone, l'arbitro fischia, dobbiamo capire se è un'interruzione di gioco per quanto riguarda l'esterno dell'Accademia Bagheria, si è fatto male, forse c'è un calcio di punizione su Cottone. Un po' di cambio qui, panchino con la crema di panchino. Gabri! Segna il calcio di punizione per l'Apanormus, il direttore di gara. Una barriera un po' troppo distante mi sembra. 19 anni, c'è la posizione. Calcio di punizione da una distanza siderale. Alza questo campanile in mezzo, di testa la spizza. Arbitro! Te stai? Con la spizza via. Se la ritrova all'esterno dell'Accademia Bagheria. Signore! Gioca vicino. Poi in mezzo al campo. Arriva la chiusura d'attaccante Cottone. Per termine per andare via. Rischia qui la Panormus che è scoperta. Rientra bene con la suola. Poi passa in mezzo a due fermato. Prende il pallone e via il contropiede per la Panormus adesso. Poi cerca il passaggio lungo la linea. Lo trova, ma ottima la chiusura del difensore. E finisce qui il primo tempo. 5-1 per la Panormus. Piccolo break di 10 minuti. Ci rivediamo tra pochissimo. Ritorno dei 16esimi di finale della Coppa Italia, promozione Sicilia. Il Lascari Cefalù e il Nicosia si contendono un posto tra le prime 16 della competizione. Si gioca allo stadio Ilardo di Lascari con entrambe le formazioni reduci dai rispettivi impegni in campionato. Iniziamo con il film della partita perché dopo un quarto d'ora di gioco ci prova il Lascari Cefalù dopo una prima iniziativa da parte degli ospiti, l'uscita da parte del portiere di Casa Sassi che prende il posto di Mammano, poi c'è il salvataggio e infine l'opportunità da parte di Oviedo che a porta completamente spalancata si mangia il gol dello 0-1. Al 21esimo però i biancorossi passano in vantaggio con questo tiro a giro molto bello da parte di Oviedo che si riscatta dopo l'errore precedente e porta in vantaggio la compagine biancorossa esattamente a metà della prima frazione. Prova a reagire il Lascari Cefalù di Mister Comito con questa palla che arriva in area di rigore dopo la deviazione di Bocciuei. Allora Moccero, virata e mancino con la palla che esce veramente di un soffio alla sinistra del portiere. Poi poco prima della fine del primo tempo prova ad innescarsi Javier Inasio Dolce, sterzata sul mancino, tiro a giro e palla che esce veramente di un soffio. Con le immagini però passiamo al secondo tempo perché l'Ascari Cefalù parte bene e dopo un bel controllo col mancino arriva il pareggio da parte di Arena. Sono passati 4 minuti e la squadra di casa ha già pareggiato il conto e in virtù del risultato della gara di andata passerebbe agli ottavi di finale. Passano un paio di minuti, c'è un'azione sulla destra da parte di Bocciuei che calcia ad incrociare, trova l'intervento del portiere Arias a salvare gli ospiti ed è una parata fondamentale perché passano 4 minuti e allora ci pensa Joaquin Palestini
con la zampata di destro appena dentro l'area di rigore, al minuto 10 della ripresa, a trovare il gol che riporta in vantaggio il Nicosia. Parità totale nel punteggio complessivo tra le due squadre nel doppio confronto, ma al minuto 71 una palla gettata in avanti da parte del Nicosia trova l'erroraccio da parte di Di Benedetto, poi il fallo e il calcio di rigore in favore degli ospiti si presenta dal dischetto Inasio Javier Dolce per l'1-3 del Nicosia, la doppietta da parte dell'argentino che porta i suoi in vantaggio non solo nella gara dell'Ilardo ma anche nel punteggio complessivo. Altri 2 minuti, altro errore da parte dei difensori dell'Ascari Cefalù e allora prova ad approfittarne Spintola che a tu per tu con Stassi colpisce in pieno la traversa, manca l'occasione del poker, manca l'occasione per chiudere i conti e allora prova a buttarsi in avanti l'Ascari Cefalù, qui colpo di testa di Bocciuei sui sviluppi di un calcio d'angolo con la palla che si perde sopra la traversa, passa ancora qualche minuto, poco prima del recupero c'è questa palla che arriva in aria con Mocero che controlla e calcia, blocca senza grossi problemi Arias e l'ultimo tentativo da parte dell'Ascari Cefalù che arriva stanco al finale. Il Nicosia allora ancora una volta sfiora il colpo dell'1-4, c'è l'uscita di Stassi, ma dopo il rinvio da parte dell'estremo difensore dell'Ascari Cefalù arriva il triplice fischio che regala il passaggio del turno al Nicosia. Era una partita molto dura contro un avversario molto ben strutturato con giocatori importanti sia per qualità sia per esperienza, guidato da un tecnico che ha diciamo anche la sua rilevanza. La partita si presentava difficile, i ragazzi sapevano che erano chiamati ad una prestazione oltre diciamo quello che è il 100%, lo hanno fatto, l'hanno dato, chiunque è sceso in campo senza guardare le assenze che comunque avevamo, ma il nostro forte è il gruppo, il lavoro che comunque settimanalmente conduciamo fin dall'inizio della preparazione. È una vittoria che questo gruppo, questa società assolutamente merita e che ci fa ben sperare in vista delle prossime. Prossima gara in casa contro la Sport Palermo, dove bisogna ovviamente continuare questo testa a testa con l'Aragona. Assolutamente sì, il calendario nelle prossime partite ci riserva una serie di scontri diretti contro le squadre che sono nella parte alta della classifica. Al di là che si giochino le prossime 2 in casa, sappiamo che comunque affronteremo avversari molto importanti, avversari che puntano come noi al vertice della classifica. Intanto prima di domenica abbiamo mercoledì il ritorno del turno di Coppa, intanto ci concentriamo su quello, cerchiamo se possibile di recuperare qualcuno e poi come ogni domenica metteremo tutto per andare avanti. Qui con Luca Antona, difensore, colonna portante della difesa del Gemini, dopo una gara importante soprattutto per voi che fate parte della retroguardia, terminata con il punteggio di 0-1 in vostro favore. Luca, quello che ti voglio chiedere è la tensione che c'è stata durante tutti questi 90 minuti, dove siete partiti meglio voi nella prima mezz'ora, poi il gol forse vi ha fatti un po' addormentare, adagiare sugli allori, ma l'importante è che avete tenuto botta e avete portato a casa questi 3 punti. Intanto buonasera a tutti, sì, penso che la prima mezz'ora ha fatto vedere, ha fatto capire che squadra siamo e perché in questo momento siamo lì sopra. Dopo il gol fisiologicamente loro ci sono alzati, ci hanno un po' schiacciato l'ultimo quarto d'ora del primo tempo, ma noi siamo stati brevi a tenere botta. Siamo stati anche fortunati, abbiamo un gran reparto difensivo e penso che i 3 gol subiti in 9 partite, 8 partite, penso che ne sia la dimostrazione. Oggi comunque fare gol era pure difficile perché il Marineo è una delle migliori difese, è stata, possiamo dire, una gara tra roccaforti. Sì, è stata una squadra tra 2 squadre che vogliono fare il salto, noi non ci nascondiamo, vogliamo salire di categoria, in questo momento siamo lì sopra, lo dobbiamo allo staff, al gruppo che abbiamo creato e anche a questi tifosi che anche in trasferta ci seguono sempre. Siamo qui con Mirko De Miere, portiere del Gemini, che ha fatto davvero una partita fantastica, clean sheet e 3 punti portati a casa. Non poteva andare meglio di così, Mirko? Sì, siamo contentissimi perché questa era una vittoria che cercavamo, che volevamo e abbiamo ottenuta in un campo veramente difficile, perché sapevamo che il Marineo è una squadra costruita per stare là sopra. Oggi l'ha dimostrato, perché è inutile nascondere che hanno avuto anche le loro occasioni, hanno sbagliato il rigore, quindi sapevamo le difficoltà e siamo contentissimi di aver regalato questa vittoria ai nostri tifosi che sono venuti a sostenerci anche oggi. Una vittoria sofferta importantissima che vi lancia in questo continuo scontro con l'Aragona lì in testa alla classifica e soprattutto continua a costruire l'identità di un gruppo squadra che continua a fare bene.
Sì, no, chiaramente siamo ancora a novembre, quindi la classifica non la guardiamo in questo momento perché l'importante in questo momento è riuscire a portare più punti possibili, riuscire a fare gruppo come stiamo facendo, che stiamo creando una bella famiglia. L'importante è portare tantissima gente al campo dentro e fuori casa perché il nostro obiettivo quest'anno è quello di creare tanto entusiasmo e cercare di stare là sopra il più possibile. Mister Cammarata ai nostri microfoni dopo una sconfitta pesante contro il Bagheria. Mister, cosa può trovare di buono dopo una sconfitta del genere? È difficile trovare qualcosa di buono, però anche con due uomini in meno i ragazzi hanno provato a non mollare, però sicuramente è bella partita dopo l'espulsione è cambiato totalmente di faccia. A questo punto le chiedo se secondo lei c'era il doppio giallo perché secondo me è un po' eccessivo. Secondo me pure ero da lontano, non sembrava neanche rigore, a dire la verità. Ci poteva stare, non ci poteva stare. Se l'arbitro diceva così ormai non possiamo farci niente. Sicuramente secondo me è da sottolineare la prova fino all'ultimo secondo di Arken che ha lottato con tutta la difesa del Bagheria da solo. Ma come tutti i ragazzi hanno lottato, eravamo due in meno, la partita ormai era finita. Peccato perché siamo partiti i primi 15 minuti anche molto bene, avevamo in mano la partita, poi dopo aver preso quel gol in ripartenza abbiamo fatto un po' fatica con questo calcio, adesso dobbiamo dimenticare questa sconfitta e rimetterci a lavorare. Allora, sono estremamente contento della prestazione che hanno avuto i ragazzi. Questa è quella classica partita in cui il risultato deve passare in secondo piano, perché quando io vedo i ragazzi che dal primo all'ultimo entrano, giocano così con grinta, da gruppo, tra virgolette si vedono anche i risultati, perché mettere in difficoltà una prima della classe e subire soltanto quando attaccano col portiere di movimento, c'è da fare soltanto i complimenti ai ragazzi, secondo me. Vedo la squadra che già da più di 2 settimane è come se avesse cambiato testa, è come se non ci stiamo a essere in quella posizione. Sono fiducioso. Se li faccio entrare in campo non gli regalo niente. Farei un grossissimo errore a regalargli minutaggio. Loro se lo meritano e mi piace perché chiunque entra, 3 minuti, 4 minuti, quelli che sono, dà il massimo. Questo secondo me sono i presupposti giusti per prendersi delle giuste soddisfazioni. Io quando parlo con i ragazzi di queste partite gli dico per noi questa è un'altra finale. Sono molto fiducioso, lo ripeto, perché vedo per ora la squadra abbastanza in palla, sono compatti, ci divertiamo agli allenamenti, sta avvenendo pure un pochettino di gioco il sabato, quindi ci sono secondo me tutti i presupposti.
Ci risiamo, squadre che sono scese in campo, si aspetta il direttore di gara. Niki! 5 minuti! Come dicevo prima, si aspetta soltanto il direttore di gara che scende in campo per iniziare questo secondo tempo. Dove ci saranno i cambi per le due squadre, se cambieranno tattica. Il Bagheria Academy, sempre il direttore di gara che controlla le reti di porta. Ci siamo, aspettiamo il fischio del direttore di gara che sta per arrivare. E si parte. Ricordiamo il risultato di 5-1. Vediamo se l'Accademia Panormus adesso ha optato un'altra tattica. Subito in avanti l'Accademia Bagheria, scusate, in possesso di questo pallone. Riparte da dietro. Finta chiuso da 3 uomini, arriva Bova a riprendere tutto il pallone, parte lungo sulla sinistra Bova, poi riesce a scappare dalla pressione, ancora Bova, entra dentro l'area, diventano troppi, ancora Bova, ci crede fino alla fine, partita che la fa sua. Rimessa lunga battuta. Di testa prova Maglifiore, chiude Minacori, campanile alto. Bova di prima, arriva al fallo. Calcio di punizione per la Panormus. Chiede attenzione l'allenatore dell'Accademia Bagheria. Prova Minacori, batte direttamente dentro l'aria. Sarà un cross sicuramente a rientrare. Rasoterra forte, palla che schizza. Poi arriva Porcelli. Si carica il portiere. L'arbitro fischia. Infatti aveva fischiato il calcio di punizione. Azione pericolosa, poteva essere per l'Accademia Bagheria. Si ribatterà dalla semplice rimessa dal fondo. Anzi, scusate, calcio di punizione. Batte il capitano del Bagheria. Pressare subito la Panormus, anche Porcelli su questo pressing, ma l'Accademia riesce ad uscire bene. Adesso alza questo campanile dell'attaccante d'esterna, appoggia poi Longolina per il numero 8 che prova a passare. C'è una trattenuta qui di Minacori che l'arbitro non vede, poco attento qui. Bravo Minacori, soprattutto a non farsi vedere dal direttore di gara, essere più furbo qui dell'avversario. Maglifiore, palla in mezzo per Bova, capisco l'intenzione degli avversari. Maglifiore
delicato su Minacori per Termini, scambio tra i due, Minacori riesce a passare, la tiene in campo, poi rientra bene qui Cottone, può provare via Longolina questo passaggio, palla che passa per Caruso, mette in mezzo questa palla per Bova, viene chiusa la palla, attenzione che rimane lì, palla che va ai piedi di Testai, ancora possesso Panormus che rischia questo retropassaggio, poi il destro, si fa trovare pronto Verderosa, tira di no, si mette le mani in faccia il giocatore in maglia rossa, poi chiude bene, ma ancora il possesso del Bagheria che arriva a trovare il secondo palo, vola Verderosa su questo pallone, poi tenta il destro, ancora Verderosa, distratta qui la difesa della Panormus, si è fatta sorprendere, ma attentissimo Verderosa, ancora possesso Accademia Bagheria, chiude bene Maglifiore, poi il sinistro, c'è un tocco forse con la mano di Testai, anzi di Cimino, scusate, e sarà quindi calcio di rigore per l'Accademia Bagheria, che è scesa con un'altra mentalità in campo, sembra essere più aggressiva questa squadra. Panormus forse che si è rilassata troppo davanti il pallone a disturbare, c'è Verderosa. Va a battere Maniscalco Francesco questo calcio di rigore. Penna rincorsa, Maniscalco il destro, centrale. E Accademia Bagheria che accorce il risultato adesso. 3 gol per pareggiare la partita. Piccola attenzione qui della Panormus che regala il gol appunto al Bagheria. Un calcio realizzato. La Panormus che parte. Cimino. Aloi. Gioca vicino. Alza il pressing il Bagheria, ma Panormus esce bene con Porcelli. Lungo linea per Caruso, un'ottima palla. Caruso si coordina, finta di metterla in mezzo, rientra dentro l'area di rigore. Caruso col sinistro, chiuso, rimessa laterale per la Panormus. Porcelli alla battuta. A chiudere Cimino, poi c'è Aloi, Porcelli, lungolinea, palla in mezzo al campo, ultimo tocco di Cimino, rimessa dalle Bagheria, che sicuramente ha preso coraggio dopo questo calcio di rigore al 40esimo, dopo 5 minuti di gioco. Poi prova il destro dalla distanza, Verderosa pronto in 2 tempi. Testai, lunga verso Caruso, è ottimo il controllo di Caruso, poi viene spinto, calcio di punizione. Porcelli andò la battuta Testai che gioca accanto a Maglifiore, dal basso alla Panormus, arriva in pressing, mette bene giù Minacori, ultimo tocco della maglia rossa e quindi rimessa dalle Panormus. Vicino, ancora Minacori, lungo linea per Bova, che controlla bene questa palla, prova a scappare Bova, riesce ad andare via Bova, dentro il rigore sinistro, è arrivata la doppietta del numero 10 della Panormus, pericolosissimo Bova, entra tra le linee come l'acqua, riesce ad infilzare bene la difesa ed è 6-2, Panormus che risponde con un altro gol, fa capire che non si fa intimorire dagli avversari, è risultato di 6-2 per i padroni di casa al 40esimo minuto di gioco. Ci saranno cambi per la Panormus. Cimino, Testai esce bene, poi alza questo campanile, sbatte nelle spalle di Caruso, c'è Bova lì, attenzione perché la palla rimane con Cottone che sposta con il petto, tenta un sombrero, perde il pallone, e poi ottimo il disimpegno del numero 6 del Bagheria, palla alta, Maglifiore, arriva Porcelli, invece no, c'è Aloi, palla lungolinea, ottima di Testai a favorire a Bova, ma c'è sul pallone Caruso, ottima del portiere Cimino e la ribattuta
palla che rimane lì, esce poi bene Aloi, favorisce la palla per Caruso che prova ad entrare, rimessa laterale per la Panormus, battuta in mezzo, Cimino, per nessuno questa palla, chiude bene Aloi, Cimino poi velo per il compagno, anzi scusate Aloi lui, riparte da dietro, brutto passaggio dietro, mette in difficoltà il compagno, costretto a mettere la rimessa laterale. Cambio per la Panormus, uscirà Verde Rosa sicuramente, che ha salvato un grandissimo gol poco fa con una parata pirotecnica, ed entra Provenzano Ismaele con numero 12. Cambio anche per il Rossi. Ribattuta rimessa laterale della Panormus, palla in mezzo, spazza via, c'è Termini, palla per Porcelli che non controlla bene, rimessa laterale per il Bagheria adesso. Battuta lunga, Porcelli con la coscia, poi Cimino, alza la palla per Caruso che controlla bene il pallone, riappoggia per Porcelli, lungolinea per Aloi che riesce a scappare via, Aloi in mezzo a tre, trova il passaggio in linea per Caruso che arriva in scivolata, non arriva a toccare il pallone, se arriva il portiere invece sarà quindi rimessa per la Panormus, che è una squadra molto alta, gioca bene sugli esterni, difficile che gioca sul centrocampo questa squadra. Fatto rimessa laterale in mezzo, palla che prova a passare, spazza via. Testè che deve soltanto guardare il pallone uscire e battere la rimessa laterale. C'è Porcelli che chiede il pallone a battere a lui. Solo Cimino. Stop e passaggio lungo per Bova, troppo lungo. Chiude bene. Attenzione Cottone, palla che cade nei piedi adesso di Aloi, passaggio ottimo per Cottone che stoppa il pallone, prova a rientrare, viene fermato, poi c'è la scivolata di Cottone, fa fallo. Altri cambi per la Panormus, ce ne saranno 2 per la Panormus. Matteo Mezzala, Ryan davanti dietro di lui. Faccia rimessa laterale. Rimessa laterale lunga del capitano. Cottone, Cimino torna dietro dal portiere. Chiuso, perde l'attimo. Faccia lunga, rimessa nel mezzo al campo. Cimino si ritrova in mezzo al pallone. Poi prova a scappare via lungo la fascia destra. Va via Cimino. Mette questo pallone in mezzo per Bova. Portiere che si poteva pronto. Palla che schizza in testa, primo pallone toccato di Zerilli, riparte dal portiere. Zerilli, Porcelli,
Dentro per Eduaco. Per proteggere il pallone. Ramos si parte dietro, Bova in pressing, attenzione perché è pericoloso. C'è Cottone sulla sinistra che prova a infastidire l'avversario. Trova però bene la linea del passaggio. Vedete bene qui Maglifiore, poi tunnel del capitano, rimessa laterale per la Panormus. Guarda i piedi. Messa laterale lunga verso Bova. Zirilli per Porcelli, finta di passaggio, trova Cimino, palla in mezzo al campo, chiuso, può andare in contropiede per Bagheria, dopo si fa saltare, poi c'è fallo, calcio di punizione per l'Accademia Bagheria. Tenta il tiro sopra la traversa, attenta alla distanza. Il pallone ha lasciato guardare soltanto Provenzano, compagnato il pallone con lo sguardo fuori. 50 sul cronometro, ancora 25, solo 10 passati minuti di gioco. Anzi, 15 minuti di gioco. Attenzione qui al Bagheria, Zerilli è fresco, infatti riesce a tenere la velocità dell'avversario, che forse era un pochettino più stanco, è scivolata, prende il pallone netto, mette la palla in calcio d'angolo. L'arbitro invece dice che sarà direttamente rimessa dal fondo, forse piccola distrazione del direttore di gara, non ha visto l'ultimo tocco evidentemente di Zerilli. Maglifiore lunga per Bova che vuole provare ad andare in velocità, l'ultimo tocco è del numero 10, quindi sarà rimessa per l'Accademia. In calciando questo pallone subito l'Accademia Bagheria ad andare avanti su questo pallone, gioca centrale, trova la punta che si centra bene sul sinistro, poi dentro il sinistro, palla che esce di pochissimo, è rimasto lì a guardare Provenzano, ma ha calciato bene la punta dell'Accademia Bagheria. Maglifiore sempre dal basso della Panormus, in mezzo al campo, anticipato c'è Zerilli, ma esce bene Provenzano e dice ci penso io per questo pallone lungo per Bova, preferisce per rimbalzare il pallone. Cimino finta, Eduaco gioca bene a Cimino, allarga per Porcelli che c'ha campo per andare. Porcelli va via, Porcelli prova a saltare l'uomo dentro l'area, Porcelli verso la linea di fondo, poi col destro posiziona male col corpo qui Caruso, alza troppo il pallone, rimessa al fondo Accademia Bagheria. Subito poi al pressing, anche Cottone rischia lì qualcosa, Bova tocca il pallone, poi arriva Cottone, ma esce bene qui l'Accademia Bagheria dal pressing sull'esterno, palla lungolinea, arriva Maglifiore, prova a controllare, si fa prendere il tempo, arriva Cimino, prova a chiudere. L'Accademia Bagheria che deve essere le idee più chiare, prova a giocare meglio, allarga il pallone sulla destra, l'arbitro non fischia niente. Si è rimessa tra le per la Panormus. Miracori alla battuta, rimessa lunga, palla che forse non è entrata nemmeno in campo, sarà a cambio. Sì. Tutta lungolinea, chiude Maglifiore, Eduaco
a chiudere, gira il pallone, ma capisce tutto Caruso. Adesso c'è Cimino, a campo la Panormus per andare in contropiede, palla dentro per Bova che riesce a controllare, viene scordinato ma gira tutto il campo da Porcelli. Porcelli si coordina, tenta il destro, Porcelli deviato, sarà calcio d'angolo per la Panormus. A battere Minacori, il capitano. Sempre 6-2 il risultato. Accademia Bagheria che non riesce ad andare vicino ai 3 gol, ne fa uno e poi la Panormus prende un altro gol e quindi si ritrova sempre sotto di 4 gol. Minacori alla battuta in mezzo di testa, traversa di Maglifiore, poi spazza di testa, esce il portiere, traversa di Maglifiore sul calcio d'angolo. Zirilli chiude bene, rimessa per l'Accademia Bagheria che vuole battere veloce, lunga battuta, gioca dietro Zirilli, esce il portiere, protegge bene Zirilli col corpo, la fa sua Provenzano. Maglifiore, linea di passaggio, Nico. lungolinea, bene l'appoggio poi su Minacori che cerca il compagno in mezzo al campo. Caruso, l'ultimo tocco è suo. Cimino, lungolinea per Cottone che non riesce a controllare il pallone, poi forse c'è il contatto ma Cottone riesce a passare, l'arbitro vede forse un tocco ai danni del giocatore in maglia rossa, del numero 2, quindi sarà calcio di punizione per l'Accademia Bagheria. E poi piccola ingenuità del numero 8 Cottone, allontana la palla dalla battuta con gesto di stizza, viene punito con un cartellino giallo, primo cartellino giallo della partita per Cottone, valutazione sporcata da questa ammonizione sciocca, chiamiamola così. Altro cambio anche per la Panormus, esce Termini col numero 11, mentre il numero 17 entra Africano Alessandro. Bova subito al pressing, spazza via il portiere. Edoaco non riesce a anticipare le parole, riesce a trovare però il numero 9 all'attaccante, gira la palla sulla sinistra forse un pochettino troppo lunga, in velocità prova ad arrivarci il numero 8, ma c'è Porcelli che va a chiudere, l'ultimo tocco appunto è suo, rimessa laterale da posizione siderale dell'Accademia Bagheria. Vediamo se riesce a inventarsi qualche occasione da gol. Pattori rimessa laterale in mezzo, chiude bene Edoaco. Poi di prima, l'ultimo tocco è di Caruso, ma la palla rimane in campo dove c'è Bova che protegge bene il corpo col pallone, poi lascia andare via il neoentrato che gioca di prima per Bova, palla troppo indietro, ma ancora possesso Panormus, arriva il fallo ai danni di Africano, appena entrato, è entrato benissimo, è entrato in partita Africano. E adesso calcio di punizione per la Panormus, vedremo chi andrà a battere, ci sono molti lì su quella linea di tiro. 2 vanno via, 2 rimangono, vediamo chi rimane l'ultimo. E sarà Cimino a rimanere insieme a Minacori, vediamo chi batterà dei 2. C'ha il destro Cimino per poter sorprendere il portiere da lì dopo il primo gol fatto, ma invece andrà il capitano con il sinistro magari a rientrare Minacori a battere questo calcio di punizione. Minacori prende la rincorsa, calcia alto, rimessa dal fondo. Bova al pressing, c'è Caruso, Accademia che esce bene, ma c'è Porcelli che capisce tutto, anticipa il pallone, contropiede Panormus, appoggia per Caruso che torna dietro, viene trattenuta la maglietta, poi Caruso costretto a tornare dietro, si prende il calcio di punizione con molta esperienza Caruso. Porcelli batte per Zerilli da dietro, Maglifiore, linea di passaggio interna per il numero 17, poi Bova rientra ancora, Bova prova ad andare via, viene fermato questa volta.
C'è Duaco in pressing. Chiude bene Zerilli, poi Porcelli rischia più qualcosa. C'è Zerilli. Lungolinea per Caruso, chiuso, palla in mezzo al campo. Ancora Porcelli che spazza via questo pallone. Palla che esce fuori, rimessa laterale per l'Accademia Bagheria, dice il direttore di gara. Magnifera chiude per Bova. Di prima tocca il pallone per Fricano, l'arbitro fischia, calcio di punizione. Magnifera alla battuta. Batte veloce, palla per Caruso. Spizza di testa il numero 3 in maglia rossa. Scusate per... capisco perché si vede sfogato. Si rivede di nuovo nitido, calcio d'angolo per la Panormus. Minacori alla battuta. Minacori batte in mezzo, non c'è nessuno a colpire questo pallone di testa. Pazza via il pallone. Duaco a dare fastidio. Zerilli si mette dietro il peggio del pallone, poi Cimino di destra prova a spizzarla, poi prova con l'esterno a metterla in mezzo, colpisce anche male il pallone. Portiere che accompagna fuori. Dice perché rischia qui l'Accademia ma riesce a uscire. C'è Minacori, finta di Minacori, prova a andare via poi con la Veronica, arriva Africano a fare passare il pallone, scivolata, l'arbitro fischia, calcio di punizione, altro fallo procurato da Africano. Va Cottone alla battuta, da lì un destro. Cottone prende la rincorsa, il destro! Portiere che la fa sua, tiro velleitario. Senza via il pallone, lunghissima. Minacori si fa fregare da rimbalzo, attenzione perché qui può andare la punta dell'Accademia Bagheria. Poi Zerilli si trova la palla da 3 piedi e spazza via. Ancora Zerilli. Riparte dietro ma c'è Caruso. Alza il campanile. Ancora Caruso, in mezzo a due riesce a farsi passare il pallone. Adesso Cimino. Vuole andare via lungolinea, Cimino, si allunga troppo il pallone. Viene chiuso, rimessa laterale Panormus. Già battuto. Buono, riesce a prendere il tempo per calciare. Zerilli. Per Cottone che riesce a passare bene. Fermato perché poi presi in commentari di 3 persone. Va via lungolinea, ottima la palla. La tocca poi di testa il numero 13, ma la palla rimane in campo. Poi c'è Minacori scivolata a chiudere. Sarà calcio d'angolo per l'Accademia Bagheria. Mette in mezzo questo pallone di testa. Chiude bene Porcelli. Palla che cade su Fricano. Cottone. Gira via questo pallone dalla parte di Caruso che rientra e riesce a saltare l'uomo. Va via Caruso. C'è Bovo sulla sinistra. Poi dalla destra a Cimino che lo vede bene. Cimino sul secondo palo invece non sul primo. Prova a sorprendere il portiere. Ma l'arbitro dice di no. Quindi sarà possesso adesso Bagheria. C'è nel frattempo a terra il capitano della Panormus. Scoperto da questo lato infatti la Panormus. Gioca in mezzo al campo. Il destro di prima a giro. Accompagna il portiere fuori il pallone. Messo al fondo per la Panormus. Mi raccomando, tenere la zona e tieni la palla dietro e questo passaggio va passato. Non ti preoccupare, gioca come giochiamo venerdì, tranquillo, capito? Non ti preoccupare che sei più piccolo. Vieni Diego, vieni. Arbitro. Cambio.
6-15. Ok. Entra il numero 15, guida Kevin. Non troppo alto, Kevin, non troppo alto. Vai, forza! Edoaco. Porcelli. Non voleva cercare Caruso. Prova ad andare via con il velo. Non ci riesce. Passaggio Villabate. Giocano bene le due squadre. Perché palla sulla destra. Va via lungolinea, pallone troppo largo. Rimessa per la Panormus. Altro cambio per invece la Panormus. Esce il capitano Minatori. Traguastella. 10-20. Lori, vieni, Lori. Esce il 9, esce il 9, esce il 18. Esce Caruso col numero 9, entrerà invece Siracusa Mattia con il numero 18. Calcio di punizione nel frattempo per la Panormus, altro procurato da Fricano. Ma Maglifiero l'ha battuta. Maglifiore alza questo pallone in mezzo. Cottone. Cambio di posizione. Porcelli. Alta per Bova. Vuole andare via Bova. Poi in acrobazia prova a calciare. Aveva colpito male il pallone, ma c'era fuori gioco. Quindi possesso adesso per l'Accademia Bagheria. Attenzione Bova al pressing. Capisce tutto. Qui subito Siracusa in pressing. Dà fastidio alla difesa e quindi rimessa per la Panormus. Porcelli alla battuta. Porcelli mette in mezzo questo pallone. Palla che scorre. Attenzione al pressing di Siracusa. Favorisce Bova, riesce a passare. Bova! Chiuso dal portiere. Attenzione a Cottone il destro. La palla rimane lì ancora. Siracusa appena entrato. Colpisce male il pallone. Chiara occasione da gol qui della Panormus. Poteva allungare ancora il risultato di 1. Viene fermato. Ancora Bagheria che gioca dal basso nonostante il pressing. Palla lunga, l'ultimo tocco è punta di Siracusa, quindi rimessa a 3 per l'Accademia Bagheria. 65 sul cronometro. Attenzione perché forse c'è una testata tra i due, ma l'arbitro lascia giocare. L'arbitro fischia per un colpo alla testa. Deve intervenire subito. Penso sia fatto male Porcelli al naso. Hai bisogno? Ha preso una testata forse nel naso qui Porcelli. Battuta rimessa dall'arbitro. Chiude Maglifiore. Edoaco. Poi chiude male. Prova ad centrarsi invece l'esterno delle Bagheria che tenta di calciare. Tiro velleitario. Non impensierisce il portiere Provenzano. La fa sua. E gioca vicino ad Edoaco. Edoaco. Gioca accanto a Porcelli rischiando il passaggio. Sarà rimessa laterale per la Panormus. C'è Siracusa lungolinea. Ma c'è Cottone. Di prima prova a cercare il passaggio.
Arbitro fischia, attenzione al Cottone perché è già ammonito. Quindi calcio di punizione per l'Accademia Bagheria. Quasi 5 a fine della partita, anzi no, 3 minuti alla fine di questa partita. Risultato di 6-2 attualmente. Vediamo se proverà a calciare direttamente dalla distanza il giocatore dell'Accademia Villabate. Scusate, Bagheria. Mette il destro, poi arriva, riesce a sporcare il pallone Provenzano, era abbastanza angolato. Calcio all'angolo dell'Accademia Bagheria. Sembra ormai difficile recuperare questa partita. Vediamo se riusciranno a fare almeno qualche altro gol. Riparte direttamente da dietro, controlla il pallone, calcia di prima, fermato, attenzione al controllo della mano, possiamo andare via Cattone, Lungolina a cercare Bova, riesce Bova forse a scappare, vediamo Bova, l'arbitro fischia, calcio di punizione per l'Accademia Bagheria. Stava scappando Bova, quasi a firmare la tripletta. Palla lunga, battuta, palla che scorre, attenzione ad Eduardo che deve proteggere con il corpo, esce bene con i piedi di Provenzano e spazza via questo pallone. Provenzano battuta, anticipa bene, adesso Bova mette giù questo pallone, appoggia al compagno Cimino, che rientra Cimino, tiene ancora il posto del pallone, allarga il pallone a sinistra, intendimento tra i due, la palla rimane in campo, ancora, dice di no il direttore di gara, l'arbitro fischia, rimessa 3 per la Panormus. Alla battuta Zerilli, per Bobo che si fa vedere, controlla bene il pallone, Cottone, poi esce bene qui, ancora Cimino, un'altra finta di corpo. Cimino recupera il pallone, allarga per Porcelli, va in velocità Porcelli, l'ultimo tocco è suo, rimessa per l'Accademia Bagheria. 20 secondi allo scadere del tempo, si aspetta il recupero del direttore di gara. Attenzione adesso a Siracusa, poi prova ad andare via, palla per Bova, lungolinea a cercare il neoentrato africano 17. Voleva fare un altro assist Bova, spazza via il portiere Lunga, di testa Maglifiore, riesce Guastella a controllare il pallone, alza questo campanile per Siracusa, appoggia bene a Bova, Bova! Fuori di pochissimo, poteva firmare la tripletta a Bova, per lo scambio lì tra i due, giusta l'intesa, i due attaccanti. Poi Bova si è divorato il gol nella tripletta, siamo al 70°, non rilascia minuti di recupero il direttore di gara, quindi non vi posso dare indicazioni, ma presumo all'incirca 2 o 3 minuti di recupero per le interruzioni che ci sono state in questo secondo tempo. Porcelli alla battuta per Siracusa che gioca centrale, pressato, esce bene il Bagheria, ma c'è poi Cimino, gioca vicino, allarga per Siracusa, controlla bene il pallone, altra rimessa laterale Panormus. Porcelli lungolinea, alza troppo la gamba a Bova, non la tocca lui, altra rimessa per la Panormus. Palla alta, alzata, via, c'è Zerilli, rientra Zerilli, allarga poi questo pallone per il numero 16 che prova nella lungolinea, c'è contatto, l'arbitro lascia giocare per vantaggio, Bova riesce ad entrare, poi spazza via il pallone, altra rimessa laterale per la Panormus. Esce 9 e 19. 9-19. C'è l'ultimo cambio dell'Accademia Bagheria, entra il numero 19, l'arbitro lascia 2 minuti di recupero adesso, anche se già dovrebbe essere scaduto il tempo. Di testa la spizza Cimino, la palla rimane lì, Bova, palla che esce fuori, rimessa al fondo per l'Accademia Bagheria, quindi partita che presumo finirà al 74°. Battuta lunga, Cottone prova a controllare il pallone,
Bella giocata centrale, gira bene dall'altro lato Guastella, Scimino a cercare Siracusa, non lo trova, Porcelli di testa verso il centro, Maglifiore, poi Cimino, ancora Maglifiore, sempre presente su tutti i palloni in difesa, poi Cimino non controlla bene il pallone, quindi rimessa per l'Accademia Bagheria. Serie di rimpalli, l'ultimo tocco delle maglie rosse, quindi rimessa per la Panormus. Sua lunga, non riesce a spizzare il compagno, ma la palla passa lo stesso per Fricano, che controlla il pallone ma riesce poi a recuperarlo. Palla che esce fuori, rimessa dal fondo per l'Accademia Bagheria. C'è sempre Bova sul pressing, lungo linea, c'è Zerilli su di lui, gioca centrale, quindi possesso ancora Accademia Bagheria. Alza questo pallone Zerilli, si fa fregare dal rimpallo, preferisce giocare dietro da Provenzano. Gioca bene questa Panormus, Eduaco, un po' lento qui Eduaco, rischia tantissimo la Panormus adesso, ma c'è sempre Maglifiore su questo pallone, si fa trovare Siracusa sulla destra e riesce a passare via con un numero, va via Siracusa, allunga bene il pallone in progressione, poi lungolinea per Bova che corre in velocità, palla troppo lunga, non riesce a raggiungere il compagno, palla verso Zerilli che non riesce a impattare il pallone, poi c'è Maglifiore. L'arbitro fischia al 74esimo preciso, Panormus che vince dentro casa sul risultato di 6-2. Ottima la doppietta di Bova, ottimo il gol di Cimino. Si salutano adesso gli avversari, tanto rispetto tra le due squadre. Finisce quindi qui questa partita degli Under 14 regionale, 6-2, Panormus la spunta. Ci rivediamo tra pochissimo per seguire un'altra partita, è già quasi iniziata.